Buongiorno, oggi nella rubrica di Veneto Globe Dialogando con ospitiamo un argomento di grande attualità, almeno per noi che abitiamo in montagna: l'assistenza agli ammalati e alle persone non più giovani. Oggi ne parleremo con il presidente dell'associazione Anteas Pelego, l'ingegner Marco Moretta di Bodo di Cadore. Un buongiorno e un ben arrivato all'ingegner Marco Moretta. Buongiorno. E ai nostri ascoltatori. Per iniziare un dialogo con i nostri ascoltatori, che in teoria possono essere anche tutti quanti, non parlo di clienti, ma amici che hanno bisogno, ci spiega che cos'è e cosa fa l'associazione Anteas Pelego? L'associazione Anteas Pelego funziona da 13 anni, dalla fine del 2008, dall'aprile del 2008, e praticamente è composta da una sessantina di volontari e si rivolge alle persone anziane, alle persone con problemi di movimento, alle persone anche con occasionale problema, per esempio sono rimasti senza auto per qualche motivo, e per andare a fare viaggi da porta a porta, quindi da casa al luogo di destinazione e viceversa. E queste persone soprattutto riguardanti che abbiano problemi di tipo visite mediche, oppure andare alle farmacie, oppure andare agli uffici pubblici, eccetera, non a luoghi commerciali. Adesso, ma che cosa è successo con l'inizio della pandemia? Con l'inizio della pandemia abbiamo cominciato a praticamente rallentare il numero di viaggi, che fino a, diciamo, febbraio del 2020 era mediamente di 3 viaggi al giorno, quindi su 5 auto 3 erano sempre in media impegnate. E, diciamo, negli ultimi giorni di febbraio, nei primi giorni di marzo, è calata abbastanza l'utenza, e l'8 marzo, 8-10 marzo, in vicinanza anche dei primi decreti ministeriali, c'è stata la chiusura. La chiusura, prima un sconsigliare di entrare in stanza, in ufficio, e fare solo prenotazioni di tipo telefonico, e poi praticamente è stato interrotto il servizio. E Ma il avete servizio avuto anche degli interrotto. ammalati? Avete avuto No, fra gli noi, utenti? no, tra le persone, no, un attimo solo. Noi praticamente abbiamo sospeso l'attività, abbiamo chiuso l'ufficio, Sì. e abbiamo comunicato ai comuni, che sono i nostri referenti poi, i servizi sociali dei comuni, agli assistenti sociali, eccetera, e ai medici, che chiudavamo. Poi ad ogni decreto ministeriale nei primi mesi c'è stata sempre una segnalazione via telefonino, via SMS, agli autisti che l'attività veniva sospesa avanti. Noi abbiamo avuto il problema di alcuni ammalati, e soprattutto abbiamo avuto 4 morti tra gli autisti e gli accompagnatori, ed è un numero enorme, perché poi le persone, l'età media nostra è di 71 anni e mezzo. Il numero delle persone che sono anche sopra gli 80 anni sono 10-12 persone, quindi una popolazione nostra estremamente a rischio. All'inizio abbiamo tenuto il problema, diciamo, prudentemente distanti le persone più anziane, e abbiamo chiesto se c'era qualche volontario più giovane che volesse prestarsi in un'eventuale ripresa. Non c'è stata nessuna adesione, e quando all'inizio dell'estate, luglio circa, c'è stata un calo
pestilenza relativo. Abbiamo fatto una intervista scritta a tutte le persone per chiedere se avremmo potuto fare una ripresa. Intanto ci siamo attrezzati con termometri, con attrezzi sanitari, con disinfettanti, mascherine, eccetera, però la risposta è stata di una quindicina di persone soltanto, di cui solo 7-8 in pratica hanno detto di sì. Vista l'estensione e la quantità di persone che potevano essere interessate dal servizio, abbiamo deciso di non cominciare, perché non avremmo fatto un servizio efficiente. Contemporaneamente anche gli ospedali avevano ridotto di molto le loro prestazioni e quindi noi ci siamo fermati. Siamo tenuti in collegamento con Belluno, il centro servizi del volontariato. Abbiamo fatto un protocollo nell'eventualità di ripresa, che è un protocollo di comportamento e di diciamo, sorveglianza della pandemia per quanto riguardano gli utenti, che è esposto in sede e che però non abbiamo mai utilizzato, però eravamo disponibili, saremmo disponibili. Pensavamo di poter riprendere in settembre-ottobre. Avevamo anche sospeso le nostre assemblee, sia quelle del bilancio sia quelle delle revisioni dello statuto. Le avevamo programmate per la metà 20 circa di ottobre, e durante una settimana prima dell'effettuazione dell'assemblea è arrivato il decreto ministeriale del 18 ottobre che ha impedito a tutti di fare riunioni in presenza, visto che l'età delle persone e la tecnologia via internet non era a disposizione. Non è possibile, perché nelle nostre assemblee, diciamo, su 60 persone una trentina c'è sempre di presenza, e non possiamo garantire una democraticità di cose, e quindi stiamo ancora aspettando, come tutti gli italiani e tutto il mondo, che le cose chiusi in casa migliorino. Sì. Ecco, lunedì sono riprese le visite che erano state interrotte. Come faranno ora le persone ammalate a spostarsi per andare alle visite o alle analisi, ai laboratori analisi? Noi abbiamo usato questi due o tre canali. Uno, di consigliare, se fossero stati casi importanti di tipo vitale, di rivolgersi alla Croce Bianca o alla Croce Rossa o a servizi sanitari, perché noi siamo sociosanitari, ma più socio che sanitari, chiaramente. Non siamo attrezzati con protezioni tali da impedire il contagio, anche perché facciamo oltre 100-120 chilometri ad ogni viaggio in un ambiente piccolo. È una cosa veramente impossibile. Mentre a qualcuno abbiamo detto: se conoscete un nostro volontario che è vostro conoscente e che si può prestare, ma solo privatamente, non come Antea Spelego, potete chiederlo, e altrimenti insistete con i vostri familiari perché si prendano la mezza giornata di ferie, quello che serve, anche per fare il servizio verso di voi. Non dovrebbe essere un impegno dell'azienda sanitaria prendere dal domicilio, portarli alle visite e riportarli a casa? No, non è previsto questo. Cioè, le visite sono una operazione fatta personalmente e non socialmente. Lo fanno singolo, sì. Soltanto, sì, lo fanno soltanto tra, per esempio, una RSA, una casa di ricovero, una casa di riposo,
e un ospedale e viceversa, e allora in quel caso noi interveniamo se servisse, ma normalmente questo servizio tra strutture sanitarie viene svolto dall'azienda sanitaria, però dall'azienda, dall'ULSS o chi per essa, ma non dall'azienda. conosciamo, no, non siamo, ecco, convenzionati con questo. Cioè in alcuni luoghi c'è una convenzione tra un'associazione, anche l'associazione sorelle della nostra, e l'ULSS o il comune per certi trasporti. Noi abbiamo invece una convenzione soltanto di tipo informazione, che stiamo facendo questa attività. Non siamo, diciamo, pagati dall'ULSS o da questi. I nostri finanziamenti ci giungono tramite il Centro Servizi di Volontariato in base a un progetto che si chiama Servizio di Trasporto Accompagnamento o STACCO, ed è un servizio che riguarda il terzo settore, quello tipico dei volontariati, delle associazioni non di lucro, eccetera. Ecco, adesso a quali ospedali fate riferimento voi per le visite? Per quanto riguarda il centro Cadore e la Valle del Boite, qual è l'ospedale di riferimento? Diciamo che alcuni anni fa c'era un volume di viaggi ripartito quasi pari pari tra il Codivilla di Cortina e l'ospedale di Pieve e l'ospedale di Belluno. Negli ultimi anni, pian piano, Cortina ha avuto alti e bassi e adesso è in fase di ristrutturazione e quindi ne ha pochi. Pieve ne ha sempre di meno e la centralizzazione è verso Belluno, e adesso qualche volta abbiamo avuto anche viaggi verso Feltre. Qualche piccolo viaggio verso Auronzo, qualche visita verso Agordo, e poi facciamo anche viaggi anni fa di più, adesso di meno, anche verso ospedali specialistici nel Veneto, a Verona, a Monastier, in quelle zone dove ci sono attività importanti, specialistiche, geriatriche o simili. Ma perché sono necessari tanti spostamenti? Non si potrebbe trovare una soluzione ambulatoriale, per esempio ritornare all'ambulatorio a Pieve? Se ci fossero, come stiamo parlando, abbiamo fatto anche delle interviste, delle segnalazioni, eccetera, assieme anche all'Auser di Pieve, abbiamo fatto delle riunioni nella sala del Consiglio Comunale di Pieve, eccetera, per sollecitare una maggiore presenza sul territorio, specialmente per visite anche semplici, tipo oculistiche o altro, organizzate a Pieve, insomma. E in pratica c'è stata un sì a voce e un no nei fatti. Di fatto, un no di fatto. Anche perché gli orari degli ambulatori di Belluno non sono molto facili. Io sono andato per una visita 10 giorni fa, ho dovuto essere giù per le 7:30. Sì. E noi abbiamo fatto per un periodo c'è stato con i nostri medici locali una segnalazione che ci fosse un particolare occhio alla puntualità negli inizi delle visite, specialmente tra le 8 e le 9, in modo che le persone potessero andare alla visita e poter tornare prima del pranzo. E in alcuni casi è stata ascoltata, solo che è un giro a tre questo, perché di mezzo c'è il CUP della prenotazione,
c'è il medico non è che può intervenire in questa operazione, non c'è una facilità di dialogo in questo caso. Ho sentito parlare del LEA. Che cos'è il LEA? Il limite di assistenza. No, questo non lo conosco, non siamo stati... la distanza massima. Il LEA prevede che tutti quanti gli interventi medici, non diciamo medici, ma di assistenza di questo tipo che fate voi, dovrebbero essere raggiungibili gli ospedali entro un'ora. Ci sono stati non delle proteste, delle cause fatte dalla regione Basilicata e dalla regione Lazio, che hanno fatto condannare l'azienda ULSS, l'azienda sanitaria, perché ci metteva, dovevano impiegare 1 ora e mezza, 2 ore per arrivare dalla località di residenza all'ospedale. Qui da noi non funziona così, perché da Cortina a Belluno quanti sono? 70 chilometri. Sono 70 buoni, 75. E non quasi si fanno, specialmente con i cantieri, non si fanno in meno di un'ora. Si fanno sicuramente, normalmente si fanno in 1 ora e un quarto, 1 ora e 20. Ultimamente, quest'anno poi con le attività sulla strada, sicuramente si sfiorano le 2 ore, insomma. Ma l'ULSS, la direzione dell'ULSS, cosa risponde a questi vostri quesiti, queste vostre esigenze, che è una esigenza di tutta la montagna? Perché da quel che so io, anche Agordo ha lo stesso problema. Sì, e che Agordo ha un ospedale abbastanza attrezzato. Niente, noi non facciamo delle interviste o degli incontri diretti al nostro livello, cioè sono gli organismi del centro servizi di volontariato oppure i capi gruppo, diciamo, delle nostre associazioni che fanno delle interviste o dei colloqui. Ad ogni piè sospinto c'è sempre una ripetizione di queste sollecitazioni, però non abbiamo soddisfazione. Oggi sono i comuni praticamente che pagano queste spese. Sì, i comuni con i vari organismi sovracomunali che fanno le stesse operazioni. Anche in questo caso so che ci sono degli interventi tipo l'Unione Montana, tipo come si chiamano, le riunioni che vengono fatte tra i comuni e le ULSS, sì. Ma più di tanto no. Non abbiamo visto miglioramenti, insomma, in questi anni. Assolutamente. Voi una volta all'anno fate l'assemblea dei volontari, tante volte le fate in Cadore queste assemblee. C'è una certa affluenza? Assemblee di? Le assemblee dei volontari, la festa del volontariato. La festa. Sì, sì. No, la festa del volontariato noi è stata fatta per diversi anni in Cadore, cioè festa del volontariato cadorino proprio, è stata fatta, organizzata da Calalzo, dall'ADA Calalzo, con l'aiuto delle altre associazioni, fino a 4 anni fa. Sì. Da 3 anni fa fino all'anno scorso, non 2020, è stata organizzata da noi a Borca di Cadore. Allora, con il concorso di diverse altre associazioni locali, diciamo che l'affluenza era abbastanza grossa, specialmente nella zona del centro Cadore, proprio per la centralità anche del posto. Quando l'abbiamo organizzata noi, nonostante diverse diciamo, opere di spiegazione e di divulgazione, opera di divulgazione, è stata sì decente,
ha riempito il capannone, ma non così, non da mandare via la gente, insomma, non esageratamente frequentata. È anche l'occasione per parlare dei vostri problemi, questa festa? Sì, 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 sì. E difatti lì partecipano anche i sindaci e discutono e si fa, diciamo, delle manifestazioni, per esempio i pompieri che fanno le loro manifestazioni, la protezione civile e altri, ed è abbastanza bella. E si unisce però, è d'estate, quindi anche quando c'è anche affluenza di turismo, diciamo, e quindi anche una festa popolare a questo punto, però non ha, diciamo, non abbiamo organizzato, almeno noi, dei dibattiti. Anni fa, 7-8 anni fa, sono stati organizzati dei dibattiti inseriti in questa riunione, in questa manifestazione, anche a Pieve, con sociologi, eccetera, ma non è una cosa continua, insomma, una cosa. Ecco, ci avviamo alla conclusione di questo nostro dialogo, questo incontro. Ha qualcosa da proporre? Ha quale idea da suggerire ai nostri ascoltatori? Beh, adesso siamo ansiosi anche in un certo senso di poter ricominciare a fare qualche attività, almeno perché oltre a questa attività nostra di viaggi, noi partecipiamo anche, e anche questa è stata sospesa, ad un servizio che si chiama Progetto Sollievo e che è rivolto alle persone che hanno inizio di problemi di senescenza. Vengono riunite 4, 5, 6 persone della zona in una stanza a San Vito una volta alla settimana, e questi anziani con problemi appunto cognitivi hanno un momento di tranquillità, un momento anche fuori dalla famiglia, di partecipazione, ed è un bel servizio partecipativo. Quindi noi siamo impegnati su più fronti, anche sul fronte culturale, con organizzazioni di altre feste, eccetera. Siamo veramente abbattuti da questa situazione, non ci vediamo quasi più tra di noi, eccetera. Una delle cose che sarebbe interessante, per esempio, sarebbe quella di una divulgazione maggiore del servizio tipo questo a tutti, cioè agli anziani, fatto promosso, diciamo, da un ente comunale, sovracomunale o organizzazione, proprio per avere una comunità di persone che si possono trovare a video a parlare. Questo è certo. Il dialogo, l'incontro è molto importante. Un dialogo, una possibilità proprio anche di fare le nostre assemblee, di fare riunioni o anche di intrattenimenti semplici in qualche caso. Sì. Questo è cioè, uno sviluppo del digitale nella comunicazione. Potremmo arrivare anche in questo. Un po' alla volta, un po' alla volta arriveremo anche in questo. Noi ci lavoriamo comunque. Si sta semplificando abbastanza anche l'uso, è divulgato, non costa, diciamo, e magari con qualcuno, un giovane in casa che aiuta l'anziano a imparare e a seguire i primi viaggi, le prime navigazioni potrebbe funzionare. Sì, certamente, sì. Ecco. La seconda è una seconda, diciamo, proposta o idea è quella che queste attività, quelle che facciamo, non dovrebbe essere gravata da tutti gli impicci che praticamente le leggi del terzo settore hanno imposto. Che sono tremende. In questo periodo praticamente ho lavorato solo io e un'altra persona per fare le varie burocrazie, le varie cose
e che sono una responsabilità molto più grossa di quello che in effetti serve. E Certo. questo purtroppo è stato un appesantimento che molti protestano, Certo. su cui molti hanno protestato. Bisogna essere quasi dei ragionieri o dei commercialisti per fare i bilanci. Sì, io me la cavo per la mia formazione, ma molti veramente devono ricorrere a una terza persona, che sia un ragioniere, che sia per fare le cose. In più c'è una responsabilità, come se fossimo dei prestatori di lavoro. In effetti siamo dei prestatori di lavoro, ma non siamo né stipendiati pagati. Esatto. Allora, questo è un altro, e questo viene fatto anche questo molte volte presente, però senza risultati, anzi peggio che prima. Si va avanti nello stesso modo. Marco, grazie dell'intervento. Sì, noi ringraziamo l'ingegner Marco Moretta del suo intervento. Sì. Lo invitiamo a salutare la sua famiglia, che è sempre molto impegnata, tutta la famiglia, e noi penso ci ritroveremo, ci risentiremo ancora per parlare forse proprio di burocrazia e di altre cose. Grazie infinite e grazie ai nostri ascoltatori. Buona giornata. Arrivederci a tutti. Salve.